Terre Evolute, il festival della bonifica che si è tenuto a San Donà di Piave non è stato solo un momento di riflessione con i convegni o di visite agli impianti della bonifica, le idrovore, ma è stato anche il momento di una grande mostra e noi siamo andati a vederla con Beunida Sciani. Mi trovo in compagnia della professoressa dell'Università di Padova, la dottoressa Novello, nonché anche curatrice del Festival della Bonifica, per parlare di un altro aspetto di questo festival che è squisitamente culturale. Parliamo di mostre d'arte. Sì, abbiamo voluto dare molto spazio alle mostre d'arte all'interno del nostro festival perché riteniamo che sia ovviamente una forma espressiva fondamentale, importantissima, proprio per comunicare quelli che sono i temi ambientali, i temi del valore del paesaggio e del rispetto per la natura attraverso il punto di vista degli artisti, di chi si esprime con la pittura, con la fotografia oppure con arte materica. Abbiamo dato spazio all'interno del centro culturale Leonardo da Vinci di San Donà di Piave, grazie all'ospitalità del Comune, a una mostra dedicata alla tempesta Vaia, quindi ai problemi che si sono creati alla fine di ottobre e primi di novembre nel nostro territorio in seguito ad un evento naturale, ma che chiaramente è anche conseguenza dei cambiamenti climatici che interessano il nostro pianeta. Quindi 6 artisti si sono cimentati a presentarci le loro opere e la loro interpretazione. In piazza Indipendenza, abbiamo 6 fotografi invece, anch'essi hanno interpretato a loro modo i temi appunto della natura, e lo stesso nel territorio, all'interno delle idrovore, come all'interno di Portogruaro, i mulini di Portogruaro e la sala colonne del Comune, abbiamo altre mostre artistiche. Quindi abbiamo cercato di occupare più spazi possibili con queste diverse forme di lettura del territorio, perché riteniamo che sia giusto trasmettere nuovi punti di vista, nuove sensibilità e un apprezzamento vario il più possibile ai cittadini e a tutti coloro che partecipano a questo festival. Grazie alla dottoressa Novello per averci declinato in modo differente questa tematica, che è anche una tematica culturale. Grazie.